Ben trovati la puntata di Eprodie con Giuseppe Masia. Questa volta non lo interrompo perché si parla del suo album. Ciao. Non prima però, scherzo dai Giuseppe. Ciao Giuliano. Allora dimmi. Ah, non sei Giuliano tu, no? No, sono Paul. Ah, Paul, Ti ricordi quello che è venuto a casa tua, che ti ha bussato? Tre volte. Cioè mi stai bussando di brutto. Raccolta differenziata, questo è... Raccolta differenziata è una raccolta. Non ti dico stop adesso. No, è una raccolta dove ho voluto mettere gli ultimi successi di questi ultimi anni, ecco, gli ultimi 10 anni di produzione propria, ecco, tutti i prodotti di produzione propria. È raccolta differenziata perché è appunto una raccolta, perché ci sono alcuni brani che vanno messi nel cassonetto apposito, infatti si vede anche l'immagine che ho voluto mettere 3 cassonetti, quello della plastica, quello della carta, quello dell'umido e l'altro che sai benissimo tu, la fare la raccolta differenziata. Tutti i giorni, benissimo, tempo ne hai. Sto dicendo perché adesso il camion della frutta, per esempio, è un brano che molti conoscono, l'ho messo nell'umido, nel coso umido, certo. La frutta va messa lì. Per esempio, maschio sardo l'ho messo nella plastica. perché? Non so perché. No, perché? Perché siamo abbastanza duri come il granito nella gallura, perché il coso del ferro non c'era, il granito non c'era, però comunque ho voluto mettere, adesso c'è posta per terra per esempio, che l'ho registrato tempo addietro, l'ho messo naturalmente nel quello della carta. Sono canzoni che molti conoscono, molti non conoscono, per cui le ho volute raccogliere qua. Ma tu ci pensi, Giuseppe, la prima intervista in occasione poi di questo tuo ultimo album per quanto riguarda Teleragione, credo che sia una bella cosa. Giuseppe, che poi comunque ha sempre fatto parte in qualche modo dei miei programmi, c'ha sempre... Tra l'altro noi questa cosa qui che abbiamo fatto a casa sua, noi siamo naturalmente qui nel giardinetto della sua casa, l'abbiamo fatta, pensate, una volta, un po' di anni fa, quando viveva ancora a Ozieri. Sì, ti ricordi che eri venuto a casa mentre dormivo? Abbiamo fatto tutta la sceneggiata. Sceneggiata, che ero sotto le coperte, eccetera, eccetera, così. Bello, una bella cosa. Sì. Allora, noi abbiamo parlato di Olbia, ne riparliamo ancora, vediamo cosa succede, vediamo qualche immagine di Olbia, riparliamo con Uccio Iodice e poi ritorniamo qui a casa tua, Giuseppe, per parlare di quelli che sono anche i tuoi progetti futuri, in riferimento naturalmente a quello che è il tuo lavoro di spettacoli in giro per la Sardegna. Certo, va benissimo, dai. Fai il lancio. No, fai il lancio. No, fai il lancio. Ecco, a voi. Ci vediamo dopo. Signor Fiori, ma lei è quello dell'Olanda? Sì, sono dell'Olanda. Ma io l'ho riconosciuto, ci siamo visti in Olanda nei circoli sardi. Può darsi. Dica una bugia almeno. No, ce l'abbiamo. Allora, vede che io lo so, so le cose. No, ma io lo siamo sul circolo. Ma lei che ci fa qua a Olbia oggi? In vacanza. Vacanza a Olbia? Sì. Ma in Olanda io mi ricordo, guardi, siccome avevo registrato delle cose nei circoli sardi, mi ricordo che lei lavorava in miniera una volta, o sbaglio? Sì. Ho lavorato in miniera 34 anni. In Olanda? Tra Germania e Olanda. E si è trovato bene? Facendo carbone, mangiando polvere. Insomma, un lavoraccio, di qui vacanza. Sì. Quanto tempo è che non veniva qui a Olbia? 3-4 mesi. Ma viene da poco, via. Le piace come è stata ristrutturata la città, come la stanno organizzando? Sì, è diventata bella la città. Ma lei esattamente di dov'è, signor Fiori? Budoni sono. Di Budoni. Allora, domandina, lei ha visto, elezioni regionali, si parla tanto, la Gallura si lamenta che ci sono pochi uomini in regione, galluresi, ci si lamenta per la strada Olbia-Sassari, lei che ne pensa? Da fare a 4 corsie. Quindi vorrei riparata, allargata la strada. Per cui bisogna darsi da fare per costruirla quanto prima. Per avvenire, una buona avvenire alla Sardegna. Domanda, ma lei che ha votato a destra o a sinistra? Dica la verità. Non ho votato per niente io. Non ha votato? No. Ma se avesse avuto possibilità di votare? Potevo venire, ma non ci sono venuto. E a chi avrebbe votato? Soru o Cappellacci? Ormai tutta una minestra, o Cappellacci o Soru. Per me è sempre uguale. Signora, lei? Allora, a chi avrebbe votato? Soru o Cappellacci? A uno avrei votato. A uno, non ha importanza a chi. Non ha importanza a chi. Comunque speriamo che la Sardegna vada bene, ok? Speriamo, questo è che è importante. Arrivederci, salutatemi l'Olanda. Arrivederci a Fiori.
questa è Teleregione, se noi stiamo qua facciamo un messaggio promozionale, se noi ci spostiamo da questo negozio, io ti faccio due domande, ma tu sei qui per lavoro, per vacanza? Sono qua per lavoro, per la ragazza, un po' di tutto. Più per lavoro o più per la ragazza? E diciamo tutti e due, va bene? Tutti e due. Ti piace comunque la Sardegna? Beh, abituato a Torino è diverso, però il suo fascino. Ascolta, hai comunque vissuto questi momenti di elezioni, la regione che ha cambiato governatore, che ne pensi, qual è il tuo pensiero? Ma io non sono di questa regione, perciò non... Però penso che per come sono andate le elezioni sembra che sia un vantaggio per la Sardegna, che possa uscire da questa crisi più facilmente, lo spero per la Sardegna. Siamo contenti di questo. Domanda, preferisci delle cose sarde, il lavoro, la ragazza o il mare? Vabbè, le ragazze mi piacciono. E poi il mare, La poi il ma mare. scusa, c'avevi la ragazza prima? Eh? Cioè, mi hai detto che c'avevi la Ce ragazza? l'ho la ragazza, ce l'ho. Le ragazze, in Le plurale. ragazze in generale, perché sono tutte belle. Sono tutte belle le ragazze sarde. Lei che ne pensa del fatto per esempio che probabilmente non si costruirà la Sassari-Olbia? Quello mi dispiace, quello non mi va bene. Io sono contenta che se lo fanno, non capisco perché ci siano sempre tutte queste polemiche per tutte le cose. Bisogna farle, basta. Esatto, sì. Anche perché Serve o no? Perché per fare quella strada è brutta, perlomeno io l'ho fatta una volta ed è brutta. E noi siamo ancora in compagnia dell'assessore Uccio Iodice, assessore naturalmente della città di Olbia, a parlare poi di questa vittoria del centrodestra e quindi Ugo Cappellacci, presidente della nostra isola. Da quando poi sono state fatte le elezioni noi non ne abbiamo mai parlato, ma lei che ne pensa? Io credo che l'isola sia andata in mano prima di tutto a un bravo ragazzo, molti dicono bravo ragazzi è pieno il mondo, però sapere che c'è una persona che ama la Sardegna, la sua Sardegna e che ha voglia di lavorare per far sì che quest'isola veramente faccia un ponte con l'Italia, perché non dimentichiamoci che la nostra insularità è un handicap. Quindi io faccio i complimenti a Soru perché non bisogna mai denigrare anche gli sconfitti, perché ha provato a fare qualche cosa, però probabilmente era un uomo solo e quindi gli uomini soli comunque difficilmente possono ottenere dei risultati. Gli faccio gli auguri per quello che ha fatto, lo ringraziamo, però credo che la Sardegna abbia deciso una svolta importante e l'ha fatto con i numeri, quindi vuol dire che quello che lui ha seminato la gente non l'ha capito, non l'ha percepito, qualcosa di buono c'era, però adesso credo che la Sardegna sia in mano a una persona che ha una struttura partitica dietro importante, il livello nazionale con lui, il livello regionale totalmente con lui, quindi credo che possa lavorare bene. Questa nuova giunta mi sembra una giunta equilibrata. Adesso io ho mandato gli auguri a Ugo Cappellacci, che ho la fortuna di conoscere da prima che diventasse presidente, e adesso gli ho detto che inizia il difficile, perché ad arrivare ad essere presidente è stato facile, molto facile. Nessuno pensava magari a un'elezione così plebiscitaria, però adesso inizia il difficile, perché dalle parole bisogna iniziare a parlare di problemi seri, dell'industria, agricoltura, turismo, quindi adesso inizia il difficile. Ho detto di mettere da parte adesso televisioni, anzi ne approfitto a proposito, questo non lo sento di dirlo perché avete ripreso in mano Teleregione, una parte storica della nostra Sardegna, una delle prime televisioni, adesso non vorrei dire che era la prima, però una delle primissime televisioni, quindi ti faccio gli auguri e faccio gli auguri a tutta l'equipe di Teleregione perché la pluralità dell'informazione è importantissima e quando arriva poi da una televisione anche storica credo che sia il valore aggiunto anche dell'informazione. Grazie Uccio, noi la salutiamo, salutiamo tutti quanti voi, un saluto però lo devo fare da parte di Masia perché con Masia poi parti tutto questo percorso, questa giornata qui a Olbia. Persona squisita, abbiamo fatto anche un percorso insieme al Masia con i giovani ed è stato apprezzatissimo. Allora, siamo ritornati con Giuseppe Masia, siamo a casa sua. Giuseppe, hai sentito, si è parlato di Regione Sardegna, di quanto stia crescendo Olbia, cosa pensi succederà adesso? Guarda, quello che so per certo è che non penso che Olbia si discosti dal resto del mondo. Nel mondo c'è crisi, si parla di gente che perde posti di lavoro, nessuno in questo momento può fare miracoli, ma diciamo cercare di salvaguardare il più possibile chi ha il posto di lavoro e cercare secondo me il più possibile di aiutare chi non ce l'ha più. Si devono rimboccare le natiche, cioè farsi il mazzo
a prescindere da chi ci governa, ecco, perché ripeto, Questo è poco ma sicuro. ancora dovremo vedere quello che è capace di fare il nuovo, ok? Tu sei insegnante, insegni qui al Defenu di Olbia, ma i tuoi alunni ti fanno qualche domanda in riferimento anche alla politica, a quello che succede in Italia e a quello che succede nella nostra isola? Ho notato comunque che sta cambiando l'utenza, nel senso le ideologie delle nuove generazioni, che riflettono essenzialmente le ideologie di chi in qualche maniera ci governa. Ho notato comunque che c'è una tendenza più a schierarsi più dalla parte della destra che della sinistra, mentre prima, ricordo tanti anni fa, sempre fra studenti, c'erano molte più persone di sinistra e dialogavano di politica, protestavano meno. Sono molto adesso più indifferenti in qualche maniera ai discorsi politici, però tendono più a schierarsi a destra che a sinistra. Questo ho notato degli studenti. Poi per quanto riguarda le loro aspettative, forse sono talmente ancora molto giovani per cui magari non si rendono conto delle difficoltà reali che si affrontano per strada ogni giorno, chi sputa sangue, che lavora e fa tutte queste cose. Si parla tanto, sai, di problemi inerenti al lavoro, hai sentito anche petrolchimico, gravi problemi, la gente che perde il lavoro, la crisi che attanaglia l'Italia, l'Europa tutta, si dice che tutto questo sicuramente migliorerà, ci saranno periodi più prosperosi, più belli sicuramente, ma quando ci sono periodi di questo genere, tu e i tuoi alunni che gli dici? Allora, l'unica cosa che mi può confortare in tutto questo, innanzitutto non bisogna essere molto pessimisti. Quando noi sentiamo parlare i nostri genitori, i miei e i tuoi genitori, ci hanno sempre parlato di periodi difficili, dell'immediato dopoguerra, del fatto che non c'era da mangiare in quegli anni e tutto il resto, cioè eppure incolumi sono riusciti a venirne fuori, a farsi la famiglia e a mettere al mondo noi. Adesso spetta a noi, nel caso dovesse scoppiare un'ipotetica crisi, che secondo me siamo talmente avanti con la tecnologia che sarà difficile che succedano le cose che sono successe anni addietro. Non è mai morto nessuno di crisi, bisogna rimboccarsi le natiche, ribadisco, rimboccarsi le natiche vuol dire farsi il mazzo in qualche maniera e innanzitutto vedere tutto quello che c'è di positivo e ragionare in questa maniera, cercare di essere più solidari col prossimo, cercare di dare una mano quando c'è da darla. Tutto il resto, Olbia come città è una cosa che si discosta in qualche maniera da quello che è il resto anche della Sardegna, secondo me anche Cagliari stesso. Sono delle città in piena evoluzione, Olbia soprattutto, che ancora si sta formando in qualche maniera, per cui ci sono margini ancora, perché a Olbia io, con tutto che magari l'edilizia è un po' ferma in questo periodo, non si avverte questa crisi secondo me per strada, perché vedo sempre la gente tranquilla quando parlo e discuto. Qualche imprenditore nel campo dell'edilizia si è lamentato parecchio, però pare che adesso stia sbloccando qualcosa, senza deturpare naturalmente l'ambiente che è bellissimo. Secondo me la Costa Smeralda può campare alla grande, Olbia ancora, sfruttando le proprie risorse che ci sono, ossia il turismo. Se anche l'ipotetico turista che non ha tanti soldi ma riesce comunque a venire qua in Sardegna, potrà sempre sfruttare un attimino il territorio che ancora è funzionale, i servizi ci sono e tutto il resto c'è, quindi vorrà dire che non spenderà 50.000 euro all'anno, ma ne spenderà 20, però intanto in Sardegna verrà comunque, perché comunque Olbia attira moltissimo e naturalmente questa emittente si vede dappertutto. Ritengo che dappertutto la Sardegna di per sé è ambita da tutti i turisti e dovrebbe vivere di turismo, di folklore e tutte queste belle cose. Grazie Giuseppe di essere stato con noi anche in questa puntata. Ho visto dentro i pargolotti molto belli, faccio i complimenti a te e a tua moglie. Ti ringrazio veramente anche da parte loro, grazie di cuore. Un bacio. Ciao. Wolf è andato via nel frattempo. Sì, ha i suoi bisogni corporali impellenti. Noi ci sentiamo, appuntamento con Dietro di la prossima puntata, chissà, magari parlare ancora con Giuseppe Masia. Ciao.